11 settembre 2010, Renato De Paoli, Isole Sparse. La notizia di Eder Production, Vicenza, Venetia, Italia, Benzia, Isole Sparse. È una notizia di lunedì 6 settembre 2010, Renato De Paoli dell'Eder Production, prescelto con un video in live in a day. Renato De Paoli, Eder Production, scelto da Ridley Scott tra 80.000 filmati da tutto il mondo per La vita di un giorno. Uno dei due filmati prescelti è Genesi, Bibbia, regia di Renato De Paoli e Ridley Scott, YouTube, Dio è l'infinito. Grazie, arrivederci. Siete invitati a vederlo e commentarlo in YouTube. Eder Production, La Bibbia, Ridley Scott, Renato De Paoli. Lì voglio dire. Ah, ecco. 4-5 bestemmie. Beo. Bello. Per premio andiamo a pulire tutti la baia. Sì. C'è una roba da fare. Ah sì? Esplorate. No, ma non viene più. Meteo? Ah, il meteo dice. Il meteo che ha fatto passi da gigante, poi fuori can che va a mare. Ci gioca con pochissimi soldi, perché accedere alle informazioni. Vabbè, adesso con internet ho messo su. Questo è un filmato. Fai una foto, poi me la mando. Il presidente della Lega Navale Comodoro Xodo. Allora qua siamo anche in lingua madre, potremo o no? In lingua madre va bene stesso, guarda che mi preferisco. Tanto dopo loro i civoli lo doppio in inglese, si fa una bella cosa. Allora qua siamo sul lago di Fimò, un antico luogo storico archeologico di 5.000 a.C., dico bene assessore quasi. Le prime esplorazioni le ha fatte Paolo Lioi e dopo invece oggi festeggiamo la Lega Navale Italiana col Commodoro Giorgio Xodo e l'assessore Menon, non è un accompagnatore, e allora l'assessore Menon che è però de casa perché è dell'assessorato di Ercugnano, perché il lago è dell'assessore al turismo. Oggi andrà a finire in questo grande film di ho detto prima il nome, si dice in Veneto Scotta Ridley Scott appartenentemente. Allora, due parole per immortalare il luogo bellissimo, la giornata straordinaria, il primo aspetta che è acceso è la prima volta mondiale che fa questo esperimento, quindi due parole per fermare questo avvenimento. Credo che il comune del Pugnano è orgoglioso di avere all'interno del nostro territorio una perla turistica che è il lago di Fimò, ricco di storia, che ci fa grandi nei Colli Iberici, e che è conosciuto da molte persone, frequentato da molti, valorizzato, apprezzato e anche oggetto di un nostro sviluppo futuro. Siamo fortunati di abbiamo una base navale meravigliosa tenuta dal comandante Xodo, oltre che il comandante Comodoro, e generosissima, eccola, e dopo squisita, che con la sua generosità tiene in piedi questa cosa, e sentite le parole anche lui della Lega Navale Italiana, del suo bellissimo. Noi siamo molto contenti della visita dell'assessore Antonio Menon, che ci onora, e speriamo di rivederla sempre ai nostri convegni e alle prossime regate. Senz'altro la inviteremo per le premiazioni dei ragazzi. Bene.
Ottimo. Due parole Due parole, io ho collaborato con il comune tramite l'assessore La Sibilla e i ragazzini di Lapio Arbugnano, difatti abbiamo completato l'attività con l'uscita al lago. Siamo riusciti a farla prima della infestazione massima, in qualche maniera. Ho visto che è migliorato, speriamo si proceda. Ci raccomandiamo con Ridley Scott allora che esatto. mandi, se non in diretta, in differita entro il 2011 sto pezzo meraviglioso di questo luogo incantato e incantevole con personaggi straordinari. Renato! Grazie. Sorpresa fatta in casa. Saggino, Questo si può immortalare, la specialità della casa, non dispiace ridere Scott se vede la sorpresa con goffo. La cosa, ecco qua, quella il bianchetto mettiamo anche questo. qui c'è da immortalare l'avvenimento, come chiama quella? Guarda qua abbiamo delle specialità fatte con uova e alghe del lago, alghe del lago eccezionali. Le alghe non mancano, sembra. Vanno bene però. Fatto un giro. Grazie. Vai, divertiti. Si può zoomare qua, no? Si può zoomare, no? Le bandierine sarebbero belle. Francesca, ho detto posti liberi in fondo è. No, sono tre posti qua. Allora basta. L'ho trovato posto mangiare. Grazie. Sì, grazie. Dammi il tempo. No, basta, dopo sei qua. L'ho abbandonato. Scusa, sorpresa Mario. Ciao Mario. Le fermo un po'. Oh, Tommy ti ha fatto Fa un sorriso per il mondo visione. Porto qua allora. Vai. Mario, dove sei messo qua? Sì, permesso. Scusate, c'è qualche piatto in più da ascoltarvi i dati? Adesso ci colleghiamo con YouTube, mi raccomando, in diretta internazionale con il grande regista, come si chiama? Abbiamo detto prima? Ah, non lo so, Abbiamo detto prima, ridere e scottare. Reed Scott, in Veneto si dice Reed Scott, in americano Reed Scott. Adesso ci colleghiamo, gli mandiamo un filmato da Simone, ok? In diretta. Che bello, guarda. Non fa spegnere. Non sbrusare la carta. Esattamente. Dai, che ci fanno le foto. Siete nel filmato e andrete tutti in YouTube,
tutti in YouTube, tutti in YouTube. Sono troppo rossi. Troppo rossi, mi dia una rossa e le do una. Eccoci qua. Ecco. Solo che nell'ultima discesa in YouTube Hai blu come me, guarda che bella. Ecco qua, va bene così. Va bene, lo vediamo. Carissimo, salve. ciao cara signora. Isola di Acciaia. Eccola. Isola Rissa. Isolella, isolana. Questo è caro, questo è Oppa. Luce verde? Tutti guardare la luce verde. Dov'è la luce verde? Nord, se guardate la luce verde. Questa è Cassiopea. Anche l'assessore ci onora della sua presenza con la bandierina qua. Sì, Guarda che bella. solo che mi fermo prima, perché visto il numero delle graffe è meglio fermarsi prima. Il pontile è stretto. Sì, visto. Non cascare in acqua. No, appunto, visto l'assaggio delle graffe, è meglio fermarsi prima. Abbiamo un servizio che rispetta l'acqua. Ma Giorgi, cos'è che mi... Preferisco l'assaggio delle graffe, non voglio mai fare l'assaggio dell'acqua. Resta in centro, quasi mai. Che c'è un camino! Non fermati che stanno sbusa un... Non è mia fisso. Sbusa un buon... Tu entra lì col peso mio? No, Ma cosa fanno lì? Tutti con la bandierina, ma eravamo in troppi, è andato giù un angolo, allora io ho guadagnato la fuga, la miglior difesa è la fuga. Tutti coraggiosi. Sai notare, mi sa. Foto, punta là, verde. Evviva! Ecco ancora le gambe. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare. Folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda che luna, guarda che mare, in questa notte senza te vorrei morire, perché non solo a ricordare, e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. Guarda che luna,
guarda che mare.